E allora siamo in linea con l'assessore Elena Segato, assessore al demanio. Aiutami, scusami Elena, a ricordare le tue deleghe, perdonami. Beh sì, demanio turistico, patrimonio, ambiente, frazioni, politiche comunitarie. Ecco, scusami. Senti, questa mattina abbiamo fatto un giro qui sulla diga nord del Brenta e abbiamo Sì. visto che insomma, i lavori per la diga soffolta, insomma, per le opere di salvaguardia del litorale ci sembra insomma, in buon andamento, diciamo così. Hai qualche novità? Sì, indubbiamente dopo aver contattato il direttore dei lavori per quanto riguarda la soffolta lì di Sottomarina, ci ha confermato che il lavoro della scogliera sta continuando e anzi prevedono che per l'inizio della stagione estiva dovrebbero arrivare a un terzo dell'intero progetto, quindi una buona parte. Hanno iniziato, come dicevi tu, dal lato nord e addirittura è un po' da prendere con le pinze perché stiamo vedendo le ultime poi adesso notizie che ci dà il consorzio per le autorizzazioni anche assieme alla capitaneria, quindi alle varie ordinanze che bisognerà fare per il litorale, però già a fine aprile, primi di maggio dovremo iniziare con il ripascimento che è una fase successiva alla scogliera, quindi insomma i lavori procedono, la ditta vedo che è nelle tempistiche, quindi insomma siamo soddisfatti del lavoro fatto fino adesso. Va bene, allora se ci sono novità tienici aggiornati perché è una cosa insomma, che interessa un po' tutti, non solo agli operatori turistici ma anche, voglio dire, anche la gente un po' della strada, perché insomma il fatto che puntualmente ogni anno d'inverno la spiaggia veniva portata via ovviamente è un po' un problema comune a tutti, insomma. D'accordo, ti darò notizie anche dell'incontro che abbiamo con il Genio Civile che è il giorno 16 alle 15, andiamo su a Venezia con il sindaco e speriamo di portare a casa delle date certe anche per Isola Verde. Grazie molte, grazie. A te, buona giornata. Grazie.